Grado, se voi da Sia Grado trovè il mosaico che è in centro, la data in cui si è stato fatto il primo doge, che gli era un capitano militare, perché noi altri come Venezia e Istria dopo la caduta dell'impero romano siamo diventati parte dell'impero romano orientale, quindi la nostra capitale non era Roma, era Bisanzio, Costantinopoli, che oggi è Istanbul, no? E quindi San Marco, se vedi, è una chiesa che ha delle caratteristiche orientalizzanti, con pitture che richiama tutta l'arte orientale. Chiaramente con la caduta dell'impero romano d'Oriente, noi altri abbiamo dovuto necessariamente andarsi come veneti a collegare, anche assumendo dei stili estetici dal punto di vista architettonico, con la civiltà, con l'impero romano d'Occidente, sì. E quindi diciamo che la Repubblica Veneta, che ha avuto 300-400 anni, quindi collega con l'Oriente e in altri 300 collega con l'Occidente, essendo una repubblica molto diffusa sul territorio, Gaza sta il vero centro dell'Europa, anche perché erano fra gli stati più potenti dal punto di vista militare, soprattutto della marina. Non a caso che c'è stata la Lega del Cambrai, che si è coalizzato tantissimi stati per distruggerle sostanzialmente, ma abbiamo saputo tenere testa. E nel frattempo abbiamo creato una pittura straordinaria, soprattutto intorno al 1500, erimo la stamperia d'Europa. Repubblica Veneta, se confrontiamo le istituzioni di oggi con quelle della Repubblica Veneta, vediamo che siamo in drio rispetto alla nostra storia. Faccio degli esempi. Oggi in Italia un magistrato può, per qualche motivo che suppone io, arrestarti e tenerti in galera anche per 10 anni senza un'accusa vera e propria. Questi sono casi reali, che c'è stato un piccolo imprenditore che si è stato arrestato nel milanese una ventina d'anni fa, è rimasto in galera 10 anni, dopo 10 anni che ha detto: ma ti cito Matteo Rossi nato a o un altro Matteo Rossi? No, mi so un altro Matteo Rossi, questo che ha fatto dai 30 ai 40 anni in galera per una semplice omonimia. A Venezia già dal 1200 e qualcosa vi era una regola, che quando vi era un arresto si istruiva immediatamente un processo con diversi magistrati, diversi cittadini e diversi politici, anche se in realtà magistratura e politica era tutta gestita dalla nobiltà, non esclusivamente, ma comunque veniva fatto un processo in 48 ore. All'imputato che veniva dall'avvocato d'ufficio, se lo voleva, e si dava la possibilità di chiamare i testimoni a sua discolpa e si faceva un processo. Naturalmente se il processo a quel punto là, con tutti questi testimoni e tutte queste garanzie, non riusciva a dimostrare l'estraneità totale, è chiaro che era un po' difficile la situazione dopo per discolparsi, però non era escluso. Ma comunque altrimenti se non era chiara la colpevolezza e dopo se sarebbe fatto con calma il processo, la persona veniva scarcerata. Cioè la carcerazione preventiva era limitata a 2 giorni a Venezia. A Venezia si sta inventando l'antitrust, per esempio, cioè quel principio per cui quando un'azienda o anche un monopolio di Stato è non utile dal punto di vista del mercato, del beneficio verso la popolazione, lo Stato interviene e smonta. Noi altri che erano i monopolisti del sale nel Mediterraneo, nell'Adriatico di sicuro, buona parte del Mediterraneo e quindi tutto il nord Italia, abbiamo inventato l'antitrust e sciolto il monopolio dello Stato sul sale. Avevamo le scuole che dava l'assistenza agli orfani, che dava la formazione per le professioni, le scuole, cosiddette scuole grandi, no? Che era agli albi professionali, che era ai sindacati di categoria che però aveva uno statuto vigilato dalla magistratura. I sindacati italiani non hanno statuto depositato, ancora adesso, i sindacati italiani non fa la contabilità, invece lo statuto dei sindacati veneziani, veneti, era vigilai, per la riforma bisognava passare per le magistrature, erano controllati e guarda, ecco, se andasi a vedere a Venezia le scuole grandi, trovai i dipinti del Tiepolo, i dipinti dei grandissimi pittori internazionali.
abbiamo inventato la commedia dell'arte, siamo stati il centro propulsore e che ha portato al massimo dell'apogeo e il Rinascimento. Cioè, se andai a studiare cosa che sta la Repubblica Veneta, ieri una forma di Stato talmente moderna e avanzata che ancora oggi tanti stati avrei da imparare, sebbene che non vi era le elezioni, ma non è vero che fosse sta una oligarchia, perché esisteva una struttura, diciamo, piramidale dello Stato, per cui a fianco, insieme alla nobiltà, che fra l'altro erano i nobili anche poveri, che erano i cittadini meritevoli, anche di carriera amministrativa, ma anche scienziati, eccetera, che veniva incorporati dentro l'organo di governo vero e proprio della Repubblica, diciamo, quello che era più importante dal punto di vista delle funzioni, tanto che aveva anche la dichiarazione di guerra di pace, che era il Senato della Repubblica. E tutto questo lo potete trovare su un testo che si chiama Maranini, la Costituzione di Venezia, che fra l'altro era un magistrato italiano dell'inizio del Novecento. Se andassi a vedere autori come il Lane, per dire, o anche il scomparso Alvise Zorzi di Venezia, trovai libri grossissimi che vi racconta questi 1100 anni di Repubblica, che era talmente splendida in quasi tutto, cioè dobbiamo spostare il Po per problemi di idraulica, la laguna veneziana, che adesso veneta, che Sedrio distruggerla e che forse un giorno diventerà una fogna per quello che Sedrio fare, è un'opera dell'uomo in realtà, che si sta, dobbiamo deviare e separare il corso del Bacchiglione, perché altrimenti andava a insabbiare la laguna. Abbiamo fatto delle robe incredibili, che avevamo la prima catena industriale, in realtà c'è sta l'Arsenale, che era in grado di sfornare quante navi? 100 navi al giorno, ecco, mi pensavo 5. Allora, c'era 100 navi smontate e se ne poteva montare 2 al giorno. 2 al giorno. Che è una roba incredibile, tanto è vero che quando con Turco Zendaya, che ha visto sta roba qua, che c'è qualcosa che somiglia all'inferno, c'è questo. E i veneziani molto furbi, che tenuto fuori una notte intera a sentire ciò che succedeva dentro l'Arsenale, che è stata prima vera e propria nell'epoca moderna di catena industriale. Esatto. Fenomeno qua, quando il famoso fondatore dell'America, uno dei padri costituenti dell'America, Jefferson, doveva trovare una costituzione adatta per i nascenti Stati Uniti, dopo aver girato l'Europa si porta a casa non la Costituzione di Venezia, perché non esisteva una Costituzione ma una serie di leggi, e crea un meccanismo similare a quello della Repubblica Veneta, se non che ha fatto l'errore di creare i 2 partiti, perché a Venezia i partiti erano vietati, e Jefferson lo diceva anche, guardate che se facciamo i partiti si salta il sistema. Noi altri abbiamo tantissimi problemi come Stato italiano, perché la legge e la politica sono sempre in ritardo rispetto alla società, e questo succede sempre ovunque nel mondo, perché il politico ha come scopo principale il suo stesso potere alle prossime elezioni. Quando è ora di fare dei cambiamenti, spesso la società è pronta e la politica arriva dopo, tranne in casi rari. Quando però esiste, come nel sistema anglosassone e nel sistema di Venezia prima di quello anglosassone, la possibilità della magistratura di fare delle sentenze che innova il diritto, che fa giurisprudenza, ecco che la legge è un qualcosa anche di proprietà del popolo attraverso la magistratura e quindi attraverso il sentire del magistrato. Insomma, questo per dire che la Repubblica Veneta, lo stesso Montanelli, che era fascista, diceva che l'errore dell'Italia Unita è stato quello di prendere il modello di governo del Piemonte invece di quello millenario della Repubblica Veneta, perché il modello del Piemonte era il modello che ancora adesso te vedi che c'è un modello di uniformazione, un modello di stampo militare che quindi schiaccia anche le eccellenze. Comunque sta di fatto che qua arriviamo al succo del discorso. Fino adesso vediamo raccontare tante belle storiette sulla nostra identità, vediamo raccontare in circa 3/4 d'ora qualcosa come 4.000 anni di storia, quindi sicuramente siamo stati interpreti indegni, perché la storia nostra è molto più bella, e vi invito
a documentarvi, a prendere qualcosa da leggere anche magari o su internet eccetera, perché veramente che se, come diceva prima Danilo, ogni volta che ti informi cercati qualcosa di meraviglioso. Però noi cerchiamo di arrivare al punto che è questo, il motivo della serata. Abbiamo ancora dei diritti o la nostra civiltà è scomparsa, seppellita dalle guerre, seppellita dallo Stato italiano, dall'unità d'Italia, da tutte queste robe qua? Stasera vi mostrerò che in realtà abbiamo ancora la sovranità fra le nostre mani, però purtroppo non siamo in grado di gestirla. E fra l'altro che se dei loschi figuri che desidero confondere le acque per impedirmi di vedere chiaramente che abbiamo questa sovranità. Allora intanto che se